I giovani talenti dei conservatori italiani arricchiscono con la loro musica il palinsesto degli eventi di Expo Milano 2015. Ogni giorno, dal 18 luglio al 16 ottobre, si esibiranno sulla piazzetta di Palazzo Italia con diversi generi musicali, grazie a un accordo con il Ministero dell'Università e la Conferenza dei direttori dei conservatori di musica. Un concept che si autodefinisce Vivaio Talenti. Così come il vivaio è un luogo che aiuta le risorse a germogliare e a svilupparsi, allo stesso modo i migliori allievi dei conservatori di tutta Italia porteranno la magia dell'arte e della musica nelle serate di Expo 2015. Siamo il Quintetto Pisani di Venezia, abbiamo studiato tutti quanti al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Era stato richiesto un programma tutto all'italiana per rappresentare appunto il nostro paese. L'abbiamo intitolato Un quintetto all'opera perché siamo all'opera, ma all'opera anche perché facciamo musica operistica, tutte trascrizioni di grandi compositori, di grandi operisti italiani, quindi Rossini, Verdi, Donizetti, fino ad arrivare a Puccini. Suonare all'Expo per noi è una bella esperienza. Beh, sicuramente suonare qui a Expo, nonostante tutte le critiche che sono state fatte a questa manifestazione, è sicuramente un luogo di incontro, quindi a casa porteremo nuovi spunti, spero, di riflessione sugli altri paesi, perché nonostante tutto credo che avremo anche il tempo di visitare alcuni padiglioni. A me interesserebbe soprattutto vedere qualche padiglione di un paese molto lontano dal mio, chiaramente extraeuropeo magari, così da poterlo visitare. Dà la possibilità di entrare a contatto, sempre magari in una piccola parte ma anche importante, con quello che possono essere altre tradizioni di altri paesi.